Salutiamo picciotti, salutiamo da Villarosa che il mondo sconosce, diretto a volo per i nostri paesani e compaesani che hanno lasciato la Sicilia e si sono fatti le ferie con felicità, armonia e allegria, pur essendo che a Villarosa non abbiamo mare, ma per qualcuno è come se noi il mare l'abbiamo a portata di mano. Vi faccio fare un giretto, morale alla favola, qui a Villarosa, un giretto corto ma breve, senza curve curvate, lasciate dritta, corso Garibaldi, per tutti i miei paesani e compaesani che sono stati a Villarosa come ferie e come andare a mare, perché faccio presente che Villarosa è un punto strategico dove abbiamo l'autostrada in due punti di vista, sia nella zona di Enna sia la zona Ponte Cinque Archi dei Caltanissetta. A 4 km da Ponte Cinque Archi abbiamo l'autostrada A19 e potete ir a mare un'iecheca o mare a Vimo a distanza di mezz'ora. Se andiamo dalla zona di Enna c'è l'autostrada Bivio come si chiama? Ferrarelli, e lì trovate pure l'autostrada che è sempre strada dritta con poche curve, e o mare lo trovate effettivamente sempre a mezz'ora di strada, un solo delle zone di Trapani e Siracusa. Il mare non è, diciamo, vicino, è lontano, ma Villarosa è un punto strategico, picciotti. Non è che il mondo sconosce, ecco, volete sconoscere, dal re dello zenzero. Io effettivamente, ora alla favola, mi sono arrecampato dal lavoro, ho voluto, con il volere di tanti amici, paesani e compaesani che sono partiti per l'estero, di fare un piccolo video per ricordare la nostra, diciamo, bellissima cittadina, veramente genuina, che il mondo sconosce. Sto rientrando a casa, un video di pochi minuti che fa bene, diciamo, alla salute, a chi, diciamo, di dovere, in senso che effettivamente, morale della favola, c'è chi ci fa piacere. A me mi fa molto piacere inoltrare e far vedere a tutti i villarosani oppure siciliani la mia voce, che ormai è la voce che il mondo sconosce, pur essendo criticato, e mi fate arrabbiare, che vi voglio dire, ci sto convivendo della vostra sinfonia, armonia e allegria. Lì abbiamo già mia moglie, che abbiamo la piccolina, effettivamente, chi è che mi fa segnala? Ma perché? Amore mio! Amore mio! Bella! E lasciamola dormire, a carosa con la video. Amore bella! Don nonnino! Avevo con la video. La moglie mi faceva segnale, tu mi fai vedere la mia bambina, la mia Daisy, l'amore mio, ma nipote, mia moglie, l'amore fu e l'amore mio ci fu. Ai ai, picciotti, quanto è bella, picciotti. Io aspetta che vi saluto qua a volo. Salutiamo, un bacione acchiappato al volo da Zenzero e Lemone, picciotti. C'è amore, vieni qua, fammela passare, manziurno, no, fammela passare, vieni qua. Vieni qua, quale fantasma è? Fantasma tu, come ci facciamo fare un giro con la macchina? Io sono stanco di venire a travagliare. Così dormo un po'. Come? Sempre dormire a fare la carrozza. Capisci? Facciamo fare un giro allora. Allora picciotti, un saluto veramente a tutti picciotti. È il momento che ci facciamo fare un giretto
alla nostra bambina faccio fare un giretto pure da Villarosa, che già vi ho fatto fare un bello giretto, qua siamo a casa mia. Va a travagliare l'agnosa, io vengo a travagliare, l'agnosa si trova, ascoltate. Io vengo di travagliare, picciotti. Io pure, se vedete, io, e tu da dire, io dinte sudate. Tale è la mia bambina, un niente. Ti faccio vedere, saluta, Desi. Desi te. Tale, guardate la mia piccolina, il cuore mio. Dacci un bacione così, tale, un bacione che a volo, diglielo. Così, tale, dai, dacci un bacione che a volo, dicelo. Desi, guarda qua. Dai, fai dacci un bacione che a volo, dai. Dacci un bacione così. Così, dai. Come si fa? Dacci un bacione, dai, dacci. Desi, dai un bacione, dai. Dai. Dai un bacione. Amore mio, vieni qua, lascia stare. Vieni qua. Se tu baci, saluta la mamma. Saluta la mamma. Tale dove la mamma, guarda. Dacci un bacione così. Dacci un bacione. Così. Ciao Maria, salutiamo a tutti. Buona giornata, buona serata. Oggi facciamo una bella camminata alla mia bambina. Salutiamo Elena Befarello, salutiamo Rosa e Costanzo. Salutiamo a tutti, salutiamo picciotti, ci facciamo Rosi. Ciao Sebastian Nalu, salutiamo picciotti, un abbraccio veramente di cuore. Aspetta mia moglie che si piglia la carusa. Salutiamo, ferma. Io senza occhiali. Ignazio Maccherrone. Decelo, suona pipì, aspetta così. Dai, allora, complimenti, la bellezza. Questo è l'amore mio, picciotti. L'amore mio. Veramente, questa è la mangiasse aveva. Che bella. Ciao, Salvio Gnoffo. Buona serata. Un bacione, dacci un bacione. A ti aspettano. Tale come canta questa canzone. La news su TV, gli TV a travagliare, siete tutti giorni a babbiare. La news su TV, sta vita non si può fare. Mettetevi o solo a zappare. La news su TV. Dai, canta. La vita, dai, cantaci la canzone, dai, tu cantaci la canzone. La news su, canta la canzone così. La news, vai. Mettila da dietro. Dai, mettila di dietro. Allora, mettila da dietro. Ok, picciotti. Allora, andiamo. Faccio fare un passeggio, andiamo. Vi faccio fare un altro passeggio di Villarosa. Ciao Maria Vetrano, un salutone. Ci facciamo un bel passeggio alla nostra bella nipotina. Pur sento stanco, ma uno si sacrifica per i nonni, servono per fare questo tipo di tipologia per i nipoti. Pur sento stanco. Ignazio, ciao. Lillo Spallina, ciao Lillo. So che stai venendo a Villarosa in ferie. Siamo qua, picciotti. I nipoti sono pezzi del nostro cuore, sono veramente pezzi del nostro cuore. Pure a Villarosa sta scurando, o solo se ne va domani torno a Villarosa. Ciao Peppe. Andiamo, salutiamo a tutti, un salutone picciotti, un salutone veramente. E c'è che si scorda lo ciao. Un Leonardo. Leonardo. E cagliere, uno ti batte, lo batte. La rotatoia, fate che mi posso fermare dalla rotatoia. Mica io, ora a volo c'è questa cosa. Si scorda l'occhiale. Allora, quando confusione c'è da coca, se te levano e ce lo dice. Mica sogno
ma sicuramente ciao, a me non mi saluti e mica io sto guidando. Giuseppe, ciao Peppe, Graziella, mandami un messaggio perché io sto tagliando la cosa, la Jumbacci. Io a tutti saluto, però dico piano piano, sapete che io guido, il telefono è posizionato del dispositivo, che però abbiamo questa macchina che cristiana, che... Capito? Ferma. Ferma perché vediamo che c'è stato un disastro. Ciao Peppe! Olè, ti scordaste l'occhiala? Ciao Rosalinda Ti Provita! scordaste l'occhiala? Peppe Cannavo, ciao! Vabbè, niente su. Ciao. Pasqualina Esposito, ciao Pasqualina! Ciao Pasqualina! A tutti, saluta picciotti! Oh! Vabbè, Oh! Aletta, lei che ce l'ha? Sì, chi sta troppo? Dai, Dai, dormi. lasciala giocare, Carusa. Ma stare muto tu. Ma come? Giuseppe, come sta remoto? Che la mi vede a me ora? Beh sì. Lasciala stare. No. Dopo dorme stasera, ancora Carusa. Ciao Giacomo. La Carusa che apre? La Carusa vuole giocare. Bella amore mio che seduci. Duci do nonnino, un bacio, che bella sta Carusa. Che bella che sei. Canta la canzone, Canta la canzone, dai, vediamo. Che da nostra, canta la canzone nostra. La news su TV, i te vinno a travagliare, siete tutti i giorni a babbiare. La news su TV, sta vita non si può fare, mettetevi o solo a zappare. La news su TV, la Villa Rosa che il mondo conosce. La news su TV. Daisy, come si chiama? C'è Daisy? ci sono dei giostri. I giostri, se ne stanno andando? Ci sono i giostri, ma... Ma ci sono i nonna, se ne stanno se ne sono smontando. andati. Stanno smontando i giostri. Stanno smontando i giostri. Stanno smontando i giostri. Tu sei. Una magliera. Giuseppe Rocco, Pino Giannone, ciao. Salutiamo Picciotto, un saluto veramente a tutti. C'è che qualche messaggio lo vedo e qualche messaggio che un rullo è piccolo perché lo schermo è piatto. Non è che posso vedere tutti i messaggi. Che cos'è? Ciao Rosa! Questa? La mamma dov'è? Dov'è la mamma? Vuole la musica, c'è la musica, perché sei? Vuole la musica. Questa non la levano. La levano. La levano. Ciao Yara, Frenzoni, ciao Yara, Giorgio, ciao. Saluta la mamma, ciao Fabiola. Saluta saluta Fabiola. Ciao. Ciao. Ciao Carmelo. Carmelo da lui, ciao Carmelo. Saluto il mio paesano. Da chiesa San Calò, ora che stai pensando, ci ho messo due giocati, già che era ammarrata da chiesa. Picciotto, là sotto abbiamo la chiesa di San Calò, però non è giusto, forse perché stanno smontando. Ma su che se ne stanno lì, no, un anno non cambia. Lo so. Un anno. Se ne stanno lì, no.
Un saluto dalla Sicilia, picciotti. Un bacione acchiappato alla volo da zenzero e limone. Che fai? Che fai? Mi fai spaventare? Giuseppe vabbè, Brischetto. Ciao Zenzero da Catania. Picciotti, un paese vedete vacante perché tutte le persone sono state partite, se ne sono andate. Dove effettivamente dove è il lavoro. Se capissimo un travaglio come delle altre terre della Sicilia, faremo quiete. Abbiamo Enzo. Che fa? Canti? Canta la canzone, Desi. Canta la canzone. La 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 la, dilla. Ciao Giuseppe, un abbraccio per te Giuseppe. Picciotti, che viene a Bellarosa sicuramente è ospite del Re dello Zenzero. Sempre un caffè o qualcos'altro lo ricevete. Chiedo con mano, certe volte non mi hanno, diciamo, congratulazione con me. Che c'è qua? Ma che stanno facendo qua? L'aves. C'è qualche giù. Qualcosa stanno facendo. Christian Bol, ciao Christian. Un saluto, ciao. Là sotto, come vedete, tutto illuminato, là ci sono tutti i nomi e cognomi, quelli che si sono sacrificati per la patria, per la guerra, non solo per Villarosa. Ci sono lì scritti tutti i nomi e cognomi delle persone che hanno partecipato alla guerra del 40 o 49. Insomma, questa è la statua dove ci sono i caduti, diciamo, ci sono scritti sia a destra che a sinistra, laterale, ambidestra, ambisinistra, tutti i nomi e cognomi di persone che durante il percorso della guerra hanno partecipato. Il comune ha fatto questo monumento e quando ci sono 25 aprile, penso che è la liberazione, si ci porta la corona per l'inaugurazione della liberazione di tutti i caduti che hanno perso la vita durante il percorso per salvare la pace. Però oggi come oggi un essere botanetti, salvare la patria, sono venute tutte cose. È inutile che i nostri genitori, i nostri nonni fecero la guerra per avere un'Italia libera, ma siamo un'Italia, diciamo, senza Italia. Un'Italia che c'è amore, che è stata? Insomma. Cioè,
hai visto? Questo che in sostanza, ora la favola picciotta, ora rientriamo, che devo a volo farmi una doccia con l'acqua bagnata sicuramente. Facciamo questo. Andiamo. 1, 2, 3. Andiamo. Giovanni Nicosia, ciao Giovanni. Ciao Pietro. Salutiamo Peppe. Tolgo l'occasione picciotti, che faccio la curva del cacaturcio, che vi faccio osservare cose che il mondo ci sta rovinando veramente. Aspetta, mi metto da qua. Tagliato il prezzo da benzina e da nafta e da diesel. Tagliate e ammirate. Questo era che è o cosa che c'è o surfing, come cavolo si chiama? Da mettere tagliate i prezzi da quanto sono qui non solo a Villarosa ma in tutta l'Italia. Pare che sto governo effettivamente aveva scalare a benzina, ma invece ha scalato una beata puntine puntine. Ma insomma, non voglio tutte cose hanno commentato, tutto c'è di nascere senso picciotti, ma fu un caso che ve l'ho detto, mi è venuta da Capodeco, perché già la pasta, o l'olio, o sale, spizzichi, che voglio dire, o pane e compagnia bella hanno commentato tutte cose. Lo stipendio è sempre quello, la luce aumenta, il gas aumenta, capiamo o vedo sole che veramente che potessimo avere, diciamo, l'energia elettrica, pure le macchine potessimo fare camminare a elettriche, quando sto petrolio e sta benzina magari a levassero e facesse un po' di inquinamento, potessero fare tutte le macchine elettriche con pannello solare, secondo me potessimo camminare. Invece andiamo a cattare petrolio, benzina e facciamo, quando basta che abbiamo il pannello solare, avessimo tutte cose, pannello solare e camminassimo con l'energia elettrica. Però secondo me non c'è la volontà da Signore, la maestra che tutta a rubare. Ciao Elisa, ciao Concetta. Certe volte le parole mi vengono spontanee, ma secondo me le parole che mi vengono spontanee a me, vengono spontanee pure a altre persone. Dice come mai non si fa sta cosa, come mai come hanno abbandonato le terre, l'agricoltura, non si interessano per il popolo italiano, siciliano, italiano. Certe volte mi viene di piangere, veramente, mi commuovo quando le persone effettivamente spariscono, abbandonano la propria terra perché se ne a lavorare lontano, che potessero dare tanti giovani sulla nostra terra. Insomma, ogni volta mi baleare, perché mi baleo io? Ma perché mi baleo e dico sempre la stessa cosa? Io posso fare lo sangue acqua, ma niente cancia. Niente cancia veramente. Le cose sempre ci facciamo diventare sempre difficili. Ai ai, mi abbaleo, ma perché mi abbaleare? Ma ciao Elisabetta, buona serata.
Ciao, Ma. salva, Michiché, un abbraccio. Ciao Giacomo Lentini, buona serata. No, Se no, che ne vedete Giorgio? mi sta scappastrata ieri. Che non funziona. Se ne stanno andando. Se ne stanno andando i Giorgio. Che ne vedete i Giorgio, adesso che ci paga. Mentre che mi trovo qua, perché dopo me lo dirà, c'è la casa del mio amico che è in trasferta a lavorare, di Giuseppe Gallo. Ci faccio vedere la casa. Lui è stato in ferie qua, con l'occasione sicuramente ci fa molto piacere che ci inquadro quel portone, quella casa dove lui abita. Ciao Giuseppe Gallo, un abbraccio, che fa a volo. Qui ci sono tante case abbandonate, tante case che effettivamente tutti sono partiti. E qui a destra, picciotti, se vedete a destra, qui c'era veramente un ferramento dove si costruivano dell'amico mio Vincenzo D'Amico e la sua famiglia. Qui a destra effettivamente, e lo saluto, dove qui effettivamente uscivano delle finestre, delle porte, delle invisse veramente che si spargevano in tutta la Sicilia. E lo Stato purtroppo ha voluto far chiudere, diciamo, per le tasse questa fabbrichetta, e oggi è chiusa, perché lui, pure Vincenzo, che lo saluto con tutto il cuore, pure lui fu destinato ad emigrare come lui. E come vedete questi negozi che vedete in faccia, tutti negozi che sono chiusi, tutta a sinistra negozi chiusi, insomma tutto il corso che vedete qua sulla destra sono tutti negozi. Villa Rosa allora Villa Rosa, come tutti i paesi dell'entroterra, in sostanza qua abbiamo 297 negozi di genere alimentare, di robe, detersivi e compagnia bella. Però che succede? Succede che delle forti tasse, delle forti cose, insomma, che hanno chiuso, insomma, sta arancione che pistacchio e se non c'è, no, italiano. Un attimo. Tutte cose ci finiscono alla carne, a pistacchio, poi al burro, non avvenente più. Ma sto orario, che ora so? E all'8 ci viene tutta la tavola calda. Povera vita. La vita. Tutti questi negozi, come dicevo, a sinistra e a destra, c'è ora qualche negozio ancora acceso, a destra che a sinistra, che abbiamo il signor Restivo. A sinistra c'è il signor Calì, detersivo, da elementare. Tutti a sinistra e a destra, tutti i negozi erano picciotti, veramente. È rimasto a banca bate. Ma insomma, meglio non contare niente, perché qua tutte, cioè, è rimasto qualche piccolo negozio. Che se lasciamo stare. E non ci piace. Ora un po' ci ritiriamo, va. Abbiamo fatto una bella passeggiata. Vi faccio vedere dove effettivamente siamo passati. Facciamo l'altro giro, ma non era in Provera. Questa è la zona amministrativa comunale. Sempre a destra e a sinistra c'erano tutti i negozi qua.
però insomma 297 negozi c'erano qua, parliamo chiaro, perciò Villa Rosa ai tempi faceva più di 14.000 abitanti. Abbiamo la chiesa della Concezione e qua abbiamo a destra il comune di Villa Rosa, qua comune dove si amministra la situazione. E picciotti, questo che vedete, questo è Villa Rosa. Qua c'è una bella villetta, abbiamo questa di fronte, c'è la scuola Silvio Pellico, che qui tutta questa è la scuola Silvio Pellico, picciotti, dove effettivamente ci hanno fatto un bel disegno con ironia, diciamo, della situazione. E qua c'è la villa sulla destra, che si ricorda chi è di Villa Rosa, c'è, diciamo, qui se vedete c'è il poeta Vincenzo De Simone, il nostro poeta, dedicato alla statua di bronzo. È una villa dedicata a lui. Qua abbiamo un poeta, se cercate su Google, cercate Vincenzo De Simone, qua pure abbiamo un poeta, Vincenzo De Simone, dove ci sono belle poesie siciliane, villarosane, principalmente. Insomma, sul mio piccolo vi sto spiegando Villa Rosa, va, parliamone chiaro. Sul mio piccolo, magari qualcuno ci può restare contento, però dico, questo è Villa Rosa, il paese veramente di Zenzero e Limone. Là sotto dove vedete di fronte è un'altra villa, una villa che ai tempi si usava veramente, e ai tempi fu remoto. Questa villa di fronte che c'è il cancello, dove si ballava e si strecavano le vere coppiette quando esistevano le donne femmine e gli uomini maschi. Quando c'erano gli uomini maschi e le donne femmine in questa villa si sparavano veramente le bombe atomiche, in senso che effettivamente esistevano tanto, ora non ci sono più, i preliminari, in senso che scappava a muccione da moglie, a muccione del padre, della madre, da vasatedda, insomma, che sta piano piano, da carezza, perché sapevate che tempo antichi fu la madre e il padre andavano appresso ai propri figli quando erano ziti, che c'era la tradizione antica. E oggi invece c'è la vita libera, vita libera, e quella villa ci sono tanti ricordi, ma prima l'amore era bello, era più litigarello, non c'erano tutti questi cellulari, non c'era, diciamo, tutta questa tecnologia, insomma era più bello, c'era più contatto fisico, mentale tra una donna femmina e un uomo maschio, per dire la verità. Che vi posso dire, picciotti? I tempi cambiano, veramente. Fa vedere la cattedrale che abbiamo già il giro di te, che fa vedere la cattedrale, che è bello panorama, che la diretta resterà veramente. Devo far vedere la cattedrale di San Giacomo, che con il proiettore, mentre che c'è vedere la Concezione, faccio vedere il bel disegno che hanno fatto sulla cosa della cattedrale. Ci scendiamo ora sulla destra. Ciao di Costa, salutare Picciotto, scusate che non sto salutando perché stavo attenzionando la camminata. Qui siamo alla circonvallazione, dove c'è le nostre forze dell'ordine, che salutiamo per l'impegno che fanno giorno dopo giorno, e gli auguriamo sempre un buon servizio. Qui c'è la caserma dei carabinieri. Morale della favola, ora di fronte ci incontriamo
la chiesa antichissima che è di fronte proprio a via Ruggero VII. Questa fu pure una strada dove ci sono abitato pure io. Ora ve lo dico subito, qua c'è stata pure la mia infanzia pure. Allora subito qua a destra dove c'è sta macchina ci abitavo io, qua in faccia. E che c'è la Concezione. Ora accanando sulla destra, faccio vedere la cosa importantissima, che se vedete di fronte abbiamo un orologio che il mondo sconosce, antichissimo, che è sulla sinistra illuminato, e se vedete in fondo vedete la figura di San Giacomo suonare in campana. Allora, San Giacomo Picciotti, e San Giacomo è protettore dei forestieri, in senso che viene forestiere qua è protetto, è benedetto veramente. Ora vi faccio vedere, aspetta che ora giro la telecamera a volo, voilà, guardate la figura di San Giacomo. Allora facetevi segno dalla croce, perché San Giacomo è protettore dei forestieri. Veramente, San Giacomo, qui del dintorno c'è San Giacomo di Capizzi, San Giacomo di Caltagirone e San Giacomo di Villarosa. C'è una storia che dopo vi racconterò. In sostanza di questi tre paesi San Giacomo è solo uno, però c'è stato il santo che effettivamente noi l'abbiamo, diciamo, trasportato da Caltagirone a Villarosa. Insomma, c'è una storia particolare che la devo spiegare, che mai fa spiegare buono dopo parreno come funziona. C'è una storia in sostanza, perché San Giacomo di origine penso che è di Caltagirone o di Capizzi. Noi un paese, quello nostro, è giovane, non è antichissimo Villarosa, sempre fu acquistato dalle terre che ci sono delle miniere di zolfo da Francesco Notarbartolo di Palermo, in senso che i Notarbartolo di Palermo ricchissimi, uno dei fratelli Notarbartolo Francesco acquistò, diciamo, queste terre e fece costruire delle case dove dava un pezzo di terra e ci faceva fare le case alle persone che abitavano dei paesi limitrofi. E che succede? Dopo andavano a lavorare in miniera, perché Villarosa è ricca di miniera di zolfo. Dopo qui vicino c'era la miniera di Pasquasia, miniera di sale, ci sono miniere di sale e miniere, tutte chiuse, però tutte chiuse. Poi babbiando non c'era messo conto. Effettivamente vi ho raccontato girando e girando la storia di Villarosa, facendo una passata che non era messo conto, pur essendo stanco. A me mi piace raccontare, pur essendo che non ho studiato, che è la terza media serale, però qualcosa vi ho detto, la biografia di Villarosa, da zenzero e limone, quello che voglio dire io. Ora, picciotti, io vi mando veramente un bacione, acchiappa al volo perché sono stanco, vi saluto, siete stati veramente vicini, grazie per la compagnia, pur essendo che siamo stati dentro questa macchina più di 100, se ne incagliavano i carabinieri, perché in linea erano più di 100, 90, 80, sappiate che di una macchina c'aveva solo 5 posti. Se i carabinieri ne avessero fermato, effettivamente ne pigliavano un verbale e magari ne pigliavano per, diciamo, di accesso di tante persone sul posto dell'auto. Insomma, si scherza, naturalmente scherzo. Salutiamo, buona serata a tutti, picciotti, che devo andare a farmi subito una doccia con l'acqua bagnata e più devo cenare. Un saluto da Zenzero al Limone a tutti.